febbraio 2014, benvenuti allo Stella Azzurra, la partita è Venere Professione Casa, la Venere in bikini è qui per superare il Checco dello Scapicollo e portarsi al primo posto di questa Serie A sempre più bella. In avanti la Venere, palla verso Nico Borsci che la porta sulla sinistra, c'è il capitano a fianco a lui, lo serve Eusebi, un bel destro, prova, parata. Angolo battuto verso Andrea Eusebi col destro, fuori di poco. Palla battuta velocemente verso il capitano Andrea Eusebi e boom! Avete appena sentito la cannonata di Andrea Eusebi, infraggersi contro la rete. 1-0 Venere in bikini. Merlonghi ha spazio, pensa a imitare Eusebi col destro, para. Angolo ancora una volta battuto fuori per Merlonghi, alto. Turnea da Maschietti che parte dalla propria metà campo, pensa a un passaggio, poi salta un uomo, ne salta anche un altro, pensa al tiro, lo prova, fuori. Si scansano tutti, andrà quindi Di Nardi che prova e vola, para, ma la palla resta lì. Di Nardi in mezzo a tre, con una magia ne salta due e si porta sul fondo, la può mettere al centro, la deviazione di Opara, Pistone da fuori, deviazione ancora Pistone in acrobazia, recupera e forse fallo, no. Sventagliata di Andrea Eusebi verso Pignacelli, doppio passo, poi una finta, salta due uomini a tu per tu col portiere, salta anche lui, prova, fuori. Eusebi pensa ancora al tiro, poi serve Nico Borsci che è bravissimo a fa sponda di nuovo per Eusebi. Andrea Eusebi è doppietta per lui, 2-0 Venere in bikini, sempre più vicino il sorpasso al Checco dello Scapicollo. Pensa se tener palla o lanciare, ma arriva, eccolo, il triplice fischio dell'arbitro e allora missione compiuta per la Venere in bikini, è il sorpasso al Checco dello Scapicollo. Cala il sipario sulla 15ª giornata di Serie A. Lo sapevamo, la Professione Casa è una squadra difficile, ci sono buoni giocatori, stavano molto chiusi dietro, quindi era difficile come l'andata abbiamo sbloccato gli ultimi minuti e oggi abbiamo chiuso gli ultimi minuti e sono contento.